Grazie Gina, un buon pomeriggio a tutti. Cerco di chiudere questa giornata con uno spaccato che mi appassiona e mi impegna da alcuni anni nell'ambito delle attività di ricerca che svolgo, e un ringraziamento caldo va alla collega e amica Gina Barbano, perché insieme, sotto profilo clinico e quello della psicologia del lavoro, abbiamo trovato un incontro che richiede senz'altro ulteriori approfondimenti, e quindi un po' la mia scelta è quella di riproporvi alcuni significati legati alla maternità, in particolare nella delicata fase di rientro al lavoro. Quindi tutto ciò che vedremo ha a che fare con le aspettative delle lavoratrici madri, che sono essenzialmente dense di contraddizioni, dense di emozioni molto contrastanti fra di loro. Chi mi ha preceduto ha già mostrato questa grandissima complessità. Le donne che hanno partecipato alle nostre ricerche sono donne italiane e che risiedono in un contesto ambientale senz'altro molto diverso da quello che abbiamo appena conosciuto. Quali sono però questi significati? Mentre ascoltavo la collega che mi ha preceduto, la cosa che proprio immediatamente è saltata così agli occhi sono le similitudini, però con colori diversi, no? Con costrutti che sono molto comuni a noi donne quando ci troviamo in questo momento, e che quindi caratterizzano anche non solo quindi il momento della gravidanza e del parto e della maternità, ma proprio il momento in cui rientrano al lavoro. Questa fase, cioè il rientro al lavoro, è una fase che in letteratura, in particolare mi riferisco all'ambito di cui mi occupo, quindi nell'ambito della psicologia del lavoro, fa chiaramente riferimento alle lunghe assenze, quindi si prevede una assenza obbligatoria di 5 mesi, e il momento del rientro, che poi può essere prolungato in alcuni casi, ma comunque il momento del rientro corrisponde anche al giorno stesso in cui la madre rientra. Quindi alcune delle nostre partecipanti ci facevano chiaramente comprendere come nella loro memoria generalmente noi abbiamo ristretto gli anni del ricordo, no? Quindi abbiamo coinvolto donne che avevano partorito e che avevano un bimbo o una bimba, generalmente con non più di 3 anni. In azienda questo è molto complicato, quindi questo sarà poi qualcosa che avrà a che fare con la ricerca futura. Allora, senz'altro è un'avventura anche per queste donne. Rientrare al lavoro è stata una maratona. Vi propongo delle metafore, sono le metafore che alcune di loro hanno utilizzato. Essere alla guida della mia automobile durante la notte su una strada nuova, essere buttata in un frullatore, il cammino di Santiago, essere sparata nello spazio, esplorare nuovi territori, una corsa dopo un lungo periodo di inattività, un percorso a ostacoli, una camminata in leggera salita, buttarsi dal secondo piano, scalare una montagna, buttarsi con tanta paura con il paracadute, ma anche una bella avventura, salire sulle montagne russe, una scalata impegnativa. Questa avventura si accompagna spesso a fatica, una fatica che si lega ad una difficoltà nel riorganizzare la propria vita, ad una lotta per la sopravvivenza, per le notti insonni a casa e sul lavoro, per una difficile ricostruzione, lunga e impegnativa. Qualcuna si descrive come una palla sballottolata da una parte all'altra. Questo nel lavoro significa anche rientrare all'interno della propria organizzazione e non ritrovare più il proprio posto di lavoro, le proprie cose.
e quindi sconforto e fatica, una grande fatica, addirittura una condanna ai lavori forzati. Le difficoltà sono molte e progressivamente maggiori. In questo caso sono donne che svolgono una professione sanitaria. C'è poi anche un contrasto tra ciò che è ignoto e ciò che è conosciuto, quindi, come dire, la madre che rientra al lavoro entra in una nuova dimensione, quella della maternità, dopo aver abbandonato per un periodo il proprio luogo di lavoro, che generalmente descrivono come un luogo familiare nel quale potevano provare soddisfazione e riuscivano ad ottenere dei buoni risultati. Al rientro dalla maternità ci si sente un po' spaesati, senza sapere che cosa ci si poteva attendere. Per qualcuno è anche un salto nel vuoto. Vedete come tornano queste parole: sento il vuoto sotto i piedi. Per qualcun'altra è prepararsi per un viaggio senza sapere bene la meta, vagare in una stanza buia, spinta dalla forza di gravità. Addirittura ora mi sembra un altro pianeta. Guidare in una giornata di nebbia, per qualcuno è perdersi nel deserto, quindi un deserto metaforico in questo caso, vagare nella notte in una città sconosciuta, quindi quel luogo che fino a quel momento era un luogo conosciuto in cui sperimentarsi e affrontare gli obiettivi lavorativi si colora anche di queste tinte. Ma per qualcuno è anche tornare in un luogo dove si sente a proprio agio, dove può mettere tutta se stessa per vivere diciamo, una nuova realtà organizzativa, perché diversa è la sua identità professionale. E quindi c'è qualcuno che dice: ma una vacanza, sapendo già cosa dovevo fare, era rilassante, diversamente magari dall'ingresso all'interno diciamo della maternità, come un mondo del tutto nuovo, soprattutto per il primo parto. Aprire la stessa porta di sempre, una passeggiata in luoghi tranquilli e conosciuti, tornare da un lungo viaggio, correre incontro ad una persona cara che non vedi da molto tempo e che hai voglia e bisogno di riabbracciare, un brutto sogno dal quale per fortuna mi sono svegliata presto, per scoprire che ero nel mio ambiente e nulla era cambiato. Questa è la paura più grande, cioè il fatto di rientrare e non ritrovare la situazione nella quale si era inseriti. Bere un bicchiere d'acqua perché il mio desiderio di tornare era grande. Quindi in qualche modo queste emozioni, come vedete, non rimandano necessariamente ad emozioni colorate con tinte fosche, ma è anche, diciamo, questa contraddittorietà, questa anzi compresenza di queste emozioni legato al nuovo ruolo di madre, ma anche al riscoprirsi ancora una donna con i propri bisogni, con le proprie esigenze. E quindi guardate, ve ne leggo solo alcune, no? Una boccata di aria fresca, un arcobaleno dopo giorni di pioggia, perché ora la mia vita è tornata ad essere variopinta. In qualche modo dietro queste metafore sembra anche emergere l'idea di una maternità che sicuramente non ha solo tinte rosee, ma che può essere anche considerata un'interruzione della propria quotidianità. E si accompagna anche, diversamente spesso un po' anche no, dalle comunicazioni dei media, anche a veramente dei momenti di gioia. Qui stiamo parlando del rientro al lavoro, non della maternità, e quindi il rientro al lavoro per qualcuno è stato entusiasmante. Ero attenta, vigile, curiosa, interessata ai cambiamenti, una bella festa. Qualcuno ci racconta che l'hanno accolta proprio organizzando una festa per lei, una bella sorpresa, un film a lieto fine. Guardate, correre felice in riva al mare. Pensate a questa organizzazione che diventa quasi ideale. Una grande emozione, prepararmi per una grande festa, restaurare un bel affresco, e questa in questa meravigliosa sala è senz'altro una metafora che ci piace ricordare. Sono contenta, felice di tornare al lavoro, fare il lavoro che amo. Pensate quindi
quale delusione, quale dolore, quale disagio può nascere in una donna che diciamo, nel momento in cui entra nel periodo di maternità parte con dei vissuti di engagement, quindi di impegno molto forti, e che al rientro può trovare una realtà accogliente. Questo aspetto che vedevo anche prima si connota in modo molto particolare, che credo per noi psicologi sia un'area particolarmente interessante, legata alla sfida e alla possibilità di crescita. Cioè il fatto che essere diventate madre possa diciamo essere effettivamente un'esperienza generativa, ma anche di una nuova identità, e quindi il rientro al lavoro è considerato anche un momento in cui potersi sfidare, poter crescere, essere sicuri di poter dare il meglio di sé grazie proprio anche a queste nuove competenze che abbiamo acquisito grazie a questa grandissima esperienza. E allora qualcuno, ad esempio, lo descrive questo rientro come un grande labirinto, no? Quindi dove così sei curioso e cerchi di capire se riesci a trovare la tua strada, oppure una partita a scacchi, perché non finisce mai e non devi mai perdere la concentrazione. Fare le Olimpiadi oppure montare una cucina dell'Ikea, perché anche se hai tutti i pezzi e istruzioni perfette, alcuni passaggi sembrano insormontabili. È anche però una catastrofe, non sono solo toni chiari, ma per qualcuno è vissuto questo rientro come un uragano. È essenzialmente la metafora più numerosa, quella di essere associato ad una catastrofe naturale. Generalmente l'uragano, la tempesta sono le metafore più utilizzate, perché all'improvviso si sono abbattuti tutti sulla mia vita, vento, tuoni e lampi, perché non si è mai abbastanza pronti per affrontarlo, quasi a dire che il periodo che ci separa dal rientro al lavoro richieda una concentrazione su altri domini della nostra vita che in qualche modo ci fa o rischia di farci trovare impreparate. Impotenza, il rientro nella tana dei lupi, uno shock, il lupo è pronto a mangiarti, questa è un'altra metafora molto comune. Salire sulle montagne russe perché anche se non vorresti devi aspettare la fine della corsa per scendere, essere sotto la pioggia senza l'ombrello, solitudine, e qui entriamo in un ambito particolarmente interessante per noi psicologi, interessati ad intervenire anche all'interno proprio dei contesti organizzativi per renderli dei contesti inclusivi e sensibili a questa fase del rientro. Emerge prevalentemente in una parte delle nostre partecipanti il rischio di vivere una situazione ostile per mancanza di supporto dei pari, in parte del supervisore. Forse è percepito come più pesante sotto il profilo emotivo proprio la prima mancanza, cioè la mancanza di una condivisione di chi per certi versi sembra farci capire o farci sentire il peso di quell'impegno magari maggiore in termini di orari, in termini di compiti lavorativi che ha dovuto sopportare e che ha dovuto affrontare proprio durante l'assenza per la maternità. C'è però anche la possibilità di vivere l'ambiente lavorativo ricevendo il massimo supporto dai colleghi e dai superiori. Ci sono vissuti anche di colleganza in cui le mamme ci dicono: tutti erano pronti a offrirmi il loro aiuto, tutti mi hanno accolto con gioia e con serenità. Il che ci fa pensare, sotto il profilo della ricerca e poi dell'intervento, quanto sia importante costruire, promuovere delle relazioni che siano accoglienti, di ascolto, perché c'è anche un effetto
come possiamo dire, rischioso in un eccesso di attenzione nei confronti della madre che rientra al lavoro, che può in qualche modo risultare non del tutto positivo. Quindi la difficoltà spesso è anche quella di costruire una cultura del rientro che sia il più possibile rispettosa delle diverse relazioni che precedentemente anche si erano costruite con la madre, altrimenti il rischio è che sia qualcosa anche di percepito come finto. E veniamo all'ultima grande area, che poi è il tema da cui siamo partiti con la ricerca, e a partire da questi risultati per l'intervento psicologico anche in azienda, è quello della conciliazione. È un tema affrontato da più punti di vista, sotto il profilo normativo, sotto il profilo delle numerose teorie sull'equilibrio vita lavorativa, vita familiare, ma è particolarmente complesso riuscire a cogliere effettivamente che cosa significhi questo termine, perché potrebbe in qualche modo rimandare ancora ad emozioni negative, quindi alla paura di non farcela a conciliare, una sorta di aspettativa molto grande, e quindi l'impegno maggiore da parte di queste donne è quello di trovare il giusto equilibrio tra le richieste. Vedete, in nessun modo puoi ripararti dalle tante richieste che ti vengono rivolte al lavoro e a casa, non puoi decidere, è come se si sentissero su una bilancia, e quindi l'aspetto più complicato è quello di trovare un equilibrio, il che potrebbe dire ritirarsi da uno dei due ambienti oppure investire eccessivamente in un ambiente e meno nell'altro. A partire da questa indagine quindi qualitativa che ha coinvolto essenzialmente personale che opera in sanità, abbiamo fatto una proposta che ci è servita per darci un contenitore rispetto alla formulazione di alcune ipotesi, per poter poi creare delle ipotesi, delle strategie, ecco, di intervento. E la teoria che abbiamo preso come punto di riferimento, vi dico già che non è la sola, ma non è certo questo il luogo in cui approfondire i diversi contributi teorici, ma perché vi proponiamo questa? Vi proponiamo questa perché è una teoria che fa riferimento alla conservazione delle risorse. Quindi se abbiamo detto che anche proprio da una indagine qualitativa, esplorando proprio i significati così complessi legati al rientro al lavoro, noi mettiamo in luce come siano assolutamente fondamentali le risorse personali, a fronte di domande lavorative rispetto alle quali le nostre partecipanti difficilmente sentono di poter incidere. Quindi per noi psicologi del lavoro essenzialmente l'obiettivo sarà quello di lavorare all'interno di quel contesto per favorire una cultura che sia in grado di prevenire il rischio stress lavoro correlato e il conseguente anche burnout, lavorando sulla possibilità di individuare le principali richieste, quindi domande lavorative, e questo sarà un compito da svolgere con tutta l'organizzazione. È tutta quell'attività che va dentro, peraltro prevista anche dal decreto legislativo 8108, che va dentro quel grande mondo della valorizzazione delle differenze in azienda. Ma sotto il profilo della salute, che oggi ci interessa particolarmente, c'è tutto il mondo delle risorse personali e delle risorse lavorative. Le risorse personali, nel momento in cui le nostre partecipanti si trovano in una condizione di perdita, no? Pensate a tutte quelle donne che hanno sperimentato quei sentimenti e quelle emozioni connotate prevalentemente in modo negativo, si troveranno difficilmente a poter disporre di un bagaglio di
risorse in grado di fronteggiare le richieste lavorative. In quel caso, un po' come accade con i sintomi in alcune malattie, anche se non mi piace molto associare, ecco, la maternità e i suoi significati, no, alla condizione di malattia, ma usiamolo ancora una volta come una metafora, è possibile che ci si protegga cercando di limitare il più possibile le risorse, quindi le energie, le risorse personali che abbiamo a disposizione. Questo però inevitabilmente ci rimanda ad un blocco in quel ciclo motivazionale che porta la donna ad un ritiro dall'attività lavorativa. Quindi cosa voglio dire? Che è assolutamente importante innanzitutto riconoscere il valore di queste risorse, ma soprattutto attivare anche nei luoghi più opportuni, e quindi penso un po' al lavoro anche che Gina svolge anche all'interno della sua realtà, ricordare che è possibile andare incontro ad un esaurimento di risorse, che non è possibile essere sempre perfetti, essere sempre performanti e che questo può inevitabilmente inondare sia la vita personale, quindi il nostro nuovo ruolo di madre, ma anche quella di lavoratrice. In questa seconda parte vi propongo invece alcuni dei risultati nell'ambito di un progetto più ampio di tipo quantitativo, quindi abbandoniamo un po' la sfera dei significati e andiamo invece ad utilizzare degli strumenti abbastanza frequenti per provare a cogliere quali sono le principali risorse su cui possiamo andare a lavorare per far fronte alle richieste lavorative. Vedete semplicemente che le caratteristiche anagrafiche delle partecipanti ci mettono in luce comunque delle persone che hanno per quasi la maggioranza, il 70%, un lavoro full time al momento del rientro al lavoro. Sono lavoratrici di tipo dipendente e essenzialmente hanno un titolo di studio abbastanza elevato e si trovano nella classica fascia d'età nella quale le richieste sono particolarmente evidenti nei due mondi, quello lavorativo e quello familiare. Lo strumento che abbiamo utilizzato è composto da alcune scale di misura che sono state tradotte e adattate al contesto italiano e in particolare la parte di ricerca che vi propongo è quella legata al ruolo svolto da credenze irrazionali rispetto al nostro ruolo di madre. Parte più ampia del progetto si propone e si proporrà di indagare anche le credenze irrazionali sul lavoro. Quindi pensate come sia possibile essere caratterizzate nella fase del rientro, quindi con un background lavorativo di persone che già hanno una certa esperienza lavorativa e che comunque hanno anche, diciamolo, una certa stabilità rispetto alle donne che arrivano, no, nel nostro paese. Quindi quasi a dire, se penso ad alcune di loro, potrebbero quasi sentirsi in colpa, no, di provare un turbinio di emozioni anche così connotate a volte in modo evidentemente negativo. L'aspetto essenziale su cui mi preme così concentrarmi andando verso la conclusione è proprio il ruolo che svolgerà il supporto del diretto superiore. Quindi abbiamo detto che tra le dimensioni particolarmente determinanti il benessere e quindi la salute della lavoratrice madre nella delicata fase del rientro al lavoro, il supporto del supervisore è particolarmente importante. Non che
il supporto dei pari lo sia di meno, perché abbiamo visto che nella percezione delle donne è assolutamente fondamentale sentirsi di appartenere a un contesto relazionale, ma dal punto di vista di chi come noi dovrà intervenire per favorire una cultura in grado di valorizzare e rispettare il momento del rientro. Abbiamo anche chiesto alle nostre partecipanti in che modo la maternità avesse condizionato il loro lavoro, perché ci troviamo di fronte a delle persone che hanno mantenuto, che non hanno rischiato nel momento della compilazione del questionario, che non hanno vissuto insomma, un'esperienza di perdita o di rischio o di incertezza rispetto all'attività lavorativa, ma senz'altro la gran parte di loro ci racconta che ha dovuto affrontare una riduzione dell'attività lavorativa. Solo una piccola parte ha dovuto rinunciare all'attività lavorativa, il che significa che si stavano poi attivando una serie di passaggi per fuoriuscire dal mondo del lavoro. Allora, qual è il ruolo svolto dal supporto del supervisore nel rientro al lavoro? Quello che vi propongo è un modello che mette in luce alcune relazioni importanti, vale a dire colorato in verde, vedete al centro di questo modello svolge un ruolo di mediazione totale, vuol dire che favorisce la relazione fra le credenze irrazionali di maternità rispetto allo stato di salute e alla percezione del raggiungimento dei propri obiettivi lavorativi e alla soddisfazione lavorativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui, in presenza di quella ricchezza di emozioni negative e di credenze irrazionali rispetto al ruolo di madre, il voler essere una buona madre, pensare di esserlo di meno di quanto non lo siano le altre donne, ecco, in presenza di uno stile negativo del supervisore rispetto al rientro dopo la maternità, osserviamo con dati statisticamente significativi una riduzione nella percezione del raggiungimento dei propri obiettivi, una riduzione della soddisfazione lavorativa e quindi anche un peggioramento dello stato di salute. Questo in qualche modo rimanda essenzialmente ad una responsabilità, che dovrà essere una responsabilità in capo al supervisore, ma anche una responsabilità diffusa all'interno dell'organizzazione. Non basterà dotarsi di codici etici, non basterà dotarsi di comitati per le pari opportunità, ma si dovrà, anche grazie a delle esperienze anche del sistema messi a punto in Europa e in particolare nel sistema sanitario inglese, dover lavorare per costruire conoscenza, prima si diceva formazione negli operatori, e anche così un po' sfatare quella convinzione che occuparsi del benessere delle lavoratrici e di tutti i lavoratori sia un ulteriore peso oltre i nostri compiti. Ecco, questo non è facile, esistono dei modelli di management positivo che si propongono proprio di mettere a punto delle attività formative, in particolare dei workshop che coinvolgono tutti coloro che all'interno dei contesti organizzativi hanno un ruolo di responsabilità e quindi dirigono delle unità con dei collaboratori. Andiamo alla conclusione. Che cosa vi propongo sotto il profilo direi della ricerca ma soprattutto dell'intervento? Renderci conto di quanto nei contesti organizzativi sia complesso rilevare
le risorse personali delle lavoratrici e dei lavoratori, diciamo al di fuori di quella che è un'attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato, quindi cercando in qualche modo di costruirsi dei momenti in cui si possa fare cultura del rientro al lavoro e che si possa favorire la percezione di autoefficacia. Qui il riferimento per tutti noi è senz'altro diciamo, il contributo di Bandura, favorendo quindi credenze di tipo realistico e quindi in qualche modo aiutando la lavoratrice madre a confrontarsi con una nuova identità professionale che deve coesistere con una nuova identità personale che è quella di madre. Secondo la teoria della conservazione delle risorse, senz'altro facilitare l'attivazione di processi motivazionali che sono sottostanti alla decisione di rientrare al lavoro. C'è una parte che non è emersa, diciamo, nell'ambito della ricerca più di tipo quantitativo di donne che rinuncia a priori al rientro al lavoro. E questo è qualcosa su cui credo, anche nei contesti professionali in cui tutti voi operate, sia possibile lavorare, sia possibile far emergere anche questo timore, questa paura di non farcela, questa ulteriore necessità di doversi mettere in gioco in un momento in cui essenzialmente l'attenzione è spostata verso la relazione con il proprio bambino, con la propria bambina. Dal punto di vista degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni, senz'altro aiutare i contesti e soprattutto il management a progettare delle azioni volte al sostegno della lavoratrice nella delicata fase di rientro. Che cosa voglio dire? Dedicare parte delle attività di consulenza alla pianificazione del rientro, il che non significa scontrarsi con ciò che la normativa, la legge ci impedirebbe di fare, cioè programmare la gravidanza, no, con i nostri collaboratori, con le nostre collaboratrici, ma quello di far comprendere e conoscere quali sono le aspettative e le risorse che la madre desidera mettere in campo nel momento dell'astensione obbligatoria per maternità fino al momento del rientro. Esistono anche in Veneto delle organizzazioni pubbliche, in questo caso, che hanno sperimentato dei progetti di tutoraggio e che hanno potuto in questo modo formare dei tutor che potessero aiutare, scelti dalla donna, scelti quindi dalla madre, che potessero aiutare la madre durante questo periodo, se lo desiderava, anche grazie allo sviluppo della tecnologia, quindi all'accesso alla rete intranet anche al di fuori del luogo di lavoro. Non ultimo, immaginare oggi lo sviluppo che lo smart working sta avendo all'interno dei contesti lavorativi. Mi riferisco essenzialmente a contesti di dimensioni maggiori. Il nostro territorio, e chiudo, è però caratterizzato anche da piccole o piccolissime e medie imprese, quindi la suggestione più grande che posso dare, che possiamo darci come colleghi, è quello di fare particolarmente attenzione al significato, o meglio ai molteplici significati che possono avere le donne nel momento in cui rientrano al lavoro, in una condizione in cui è più difficile immaginare, diciamo, l'inserimento di strategie organizzative molto strutturate e family friendly. Direi che concludo.